Buonasera. Se vi dico pianista, pensate ad un musicista che suona il piano, evidentemente. In politica invece non è così. Sono chiamati pianisti parlamentari che durante le sedute alla Camera o al Senato votano contemporaneamente per sé e anche per i loro vicini di scranno che sono assenti. Dovete sapere che i parlamentari, oltre allo stipendio, spetta una diaria di circa 210 euro, che perdono ovviamente se sono assenti alle votazioni. Per cui i deputati e i senatori che votano anche per i loro colleghi assenti truffano lo Stato, oltre che alterare il risultato del voto, che già di per sé è molto grave. I parlamentari sono stati fotografati, filmati, mentre compiono questi misfatti, ma non hanno mai subito nessuna sanzione. E la casta politica sono degli intoccabili. Ora però, dopo molte insistenze di Italia dei Valori, il Presidente della Camera, Gianfranco Fini, ha deciso che bisognava frenare questo malcostume ed ha escogitato quindi un metodo che dovrebbe bloccare definitivamente queste furbizie da giocatori delle tre carte. Il nuovo sistema si attiverà solo con le proprie impronte digitali, non si schiaccerà più semplicemente il solito pulsante, così che nessun deputato potrà più barare e votare anche per il vicino assente. Ma la casta dei politici non ha ceduto. Si è rivolta all'Avvocato dello Stato, il quale poi ha sentenziato che le impronte ai parlamentari possono essere prese solo su base volontaria. Per cui alla Camera dei Deputati il nuovo impianto di votazione del costo di 450.000 euro sarà comunque installato, ma rimarrà in funzione anche il vecchio sistema. Fini ha minacciato che renderà pubblico l'elenco di coloro che non accetteranno di votare con il nuovo metodo. Il Partito Democratico, Italia dei Valori, Alleanza Nazionale hanno già comunicato che i loro deputati aderiranno compattamente. Altri deputati di Forza Italia, della Lega, molti dei quali a suo tempo avevano votato per prendere le impronte digitali ai bambini rom, hanno comunicato che non ne vogliono proprio sapere, con motivazioni sprezzanti del tipo «lei non sa chi sono io». Certo è penoso che Fini sia costretto ad adottare questo sistema. Mi ricorda la targa metallica che a suo tempo era obbligatorio esporre negli esercizi pubblici e che diceva «è vietato sputare per terra». Ora, fortunatamente non serve più, visto che con la civiltà e l'educazione hanno risolto il problema. Invece nel Parlamento italiano, un Parlamento, non dimentichiamolo, dove siedono 18 pregiudicati, serve un aggeggio che funziona con le proprie impronte digitali, altrimenti i signori parlamentari, gli eletti del popolo, imbrogliano. I nostri purtroppo sono tempi in cui i comportamenti illegali e disonesti sono considerati delle furbate. Perciò Fini ha fatto bene a far installare questo nuovo metodo di votazione alla Camera e merita il plauso di tutti i cittadini onesti, nella speranza poi che anche il Presidente del Senato, Schifani, lo faccia suo anche appunto per il Senato. Ed ora occupiamoci di casa nostra. Nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia si ritorna a discutere prepotentemente della legge Mancia, anche per copiare il Parlamento nazionale che ne ha varato una simile che costa allo Stato 70 milioni di euro, 140 miliardi di vecchie lire. Dunque, dicevo, legge Mancia. Perché questo nome? Perché è un fondo che gestiscono direttamente i consiglieri regionali, un gruzzolo, direi quasi un bottino di circa 5 milioni di euro. Verrebbero così divise, ma forse è più giusto spartiti, circa 110.000 euro per i consiglieri di maggioranza e circa 50.000 per ogni consigliere di minoranza. Cosa significa in soldoni tutto questo? Significa che 10 miliardi di vecchie lire verrebbero distribuite dai 60 consiglieri regionali ad associazioni, a gruppi volontaristici loro amici oppure all'oratorio del proprio paese, come ha suggerito qualcuno. Insomma, con questo denaro pubblico gestiscono il proprio bacino elettorale. Si fa, insomma, clientelismo politico. Io lo ritengo scandaloso, assolutamente scandaloso. Per completezza di informazione, devo dire che Illy nella passata legislatura era riuscito a bloccare solo in parte questa vergogna. Come sempre i consiglieri regionali di destra, di sinistra, di sotto e di sopra non vogliono mollare l'osso, anzi in questo caso non vogliono mollare la polpa. Pare che la decisione in Consiglio regionale sulla legge Mancia sarà presa entro Natale. Vedremo cosa decideranno. Vi terrò comunque informati. Arrivederci a mercoledì prossimo.